Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio raccontare una storia che, come sapete, parla sempre del Dante. Però prima di partire con questa bellissima storia che mi ha raccontato l'altro giorno il Dante nel bar della pace, sapete che se non avete ancora fatto una bella iscrizione nel canale di Hildegarda e Marietto Veneziano è ben gradita, e anche un bel super like che tira su sempre di morale sia l'Hildegarda che il vostro Marietto Veneziano. E eventualmente potete anche venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram, i link li trovate qui sotto in descrizione. E adesso partiamo con questo bel racconto del vostro Dante, che ormai è un'icona del gruppo, del canale, che insomma mi incontra l'altro giorno fuori in piazza e mi dice: dai, vieni con me a bere un caffè lungo macchiato che offro io. Sapete che il vostro Marietto, quando il Dante offre, è sempre pronto, parte, lancia e resta, come si dice, no? E si siede al tavolo del bar della pace del suo paese, il nostro paese, e dico: Dante, ma cosa c'era che mi vuoi raccontare? E il Dante inizia, mi dice: ma sai cosa è successo? No? Perché l'altro ieri, per chi ha seguito la pillola della W, quando il Dante ha conosciuto la W, cosa è successo? Il Dante ha toppato lì il racconto, ma oggi vuole raccontarmi il prosequio di quando ha conosciuto la W, la sua vicina di casa che non cambiava mai aspetto nel tempo. Per chi non ha seguito questa pillola può andare indietro a vedere quando il Dante ha capito chi era la W, cioè ha incontrato la W con sua zia e sua mamma. Bene, e inizia. Allora, dovete sapere che il Dante abitava vicino a questa W, lui mi dice, no? Mi dice: sai, io abitavo vicino alla W, però alla mattina io ero sempre in giro da solo in cortile, loro abitavano al primo piano e non li vedevo mai uscire dal terrazzo che aveva la sala e dava il terrazzo, e non uscivano mai. C'erano queste due bambine, cioè le figlie della W, e la W in casa, che era la mamma. Allora il Dante un bel giorno decide, incuriosito da queste persone, perché non le vedeva mai praticamente la mattina, si è incuriosito, mi ha detto, e sono salito sopra a vedere dalla finestra dove fossero. E visto che si poteva salire su tutte le finestre e controllare dentro, il Dante di nascosto ha guardato dentro prima in sala e non c'erano, ha controllato dentro in cucina e non c'erano. Allora dalle finestre controlla, mi dice il Dante, che è un curiosone, ha controllato anche le camere e non le trova. E dice: ma se sono in casa, dove sono sparite? Questa cosa va avanti anche per il giorno dopo. Il Dante è sempre incuriosito perché non li vedeva, cioè praticamente sapevo che erano in casa perché non li aveva viste uscire, ma quando andava a cercare dove erano, lui non li incontrava e non li vedeva. Di nascosto, lui le spiava di nascosto tramite le finestre. Così mi racconta il Dante. E io dico: ma Dante, ma tu ti vai in giro a curiosare le persone di altri? E ma sai, ero piccolino, volevo giocare con queste bambinette, solo che non uscivano mai, allora sono andato a cercarle e alla fine non le ho trovate. Finché un giorno cosa succede? Va nella camera, sale sulla finestra della camera dei genitori, guarda dentro e vede che c'era le due bambinette sdraiate per terra, rannicchiate e spaventate, e la W vestita come nel 1800, però non era più la W, era alta almeno 2 metri, 2 metri e 20, con la faccia di un licantropo, di un ossetto, che guardava queste due ragazzette. Allora il Dante mi dice: io ho pensato che fosse vestita da carnevale con un vestito di un cervo in testa, no? Solo che cercavo nel petto la faccia che uscisse per almeno respirare e non la vedevo. Anche sono rimasto stupito, mi ha detto il Dante, perché non sapevo che avesse comprato un vestito del 1800 con quella faccia lì. E il discorso Dante finisce lì, dice: sono restato stupito, sono andato a casa a parlare, a raccontarlo a mio papà che la W aveva comprato questo vestito, ma mio padre mi guarda, mi dice il Dante, sconsolato, e mi dice: guarda, Dante, che non è il vestito quello lì, cioè non è un vestito finto. E il Dante non capiva perché lui pensava che la W si fosse costruita un vestito con la faccia da cervo del 1800, no?
E come va a finire? Va a finire che una sera il Dante non sapeva cosa fare e allora esce nell'altro di casa con una racchetta da tennis, sapete quelle con la pallina a spugna da giocare in casa, roba del genere, no? Quelle che si vendevano 30 anni fa, con le palline gialle di spugna, e si mette a giocare contro la porta d'entrata dell'atrio a tennis. Tanto l'atrio era grande, la pallina di spugna non faceva male alla porta d'entrata e giocava. E chi ti arriva su? Era un verso 9 di sera, ti arriva su la W che rientra, che era uscita in paese. Allora il Dante prende il coraggio e gli dice: senti dei W, ma quando è che hai comprato quel vestito del 1800, no, che io non ti ho mai visto su quel vestito lì? La W si ferma, lo guarda e gli dice: ma di che vestito stai parlando? Io non ho mai comprato nessun vestito. Al che il Dante dice: ma sì, guarda, l'altro giorno io ti ho visto, eri in camera con le due figlie ed eri vestita davanti a loro e loro erano giù rannicchiate, un po' impaurite. Allora lei dice al Dante: ah, mi hai visto? E lei dice: aspettami qui. Allora la W va in casa, no? Che erano sullo stesso pianerottolo, apre, torna indietro. Dante intanto mi ha raccontato che continuava a giocare a tennis davanti al vetro, no? E si volta, il Dante, lei esce, si volta e ritrova questo cervo enorme davanti. Il Dante prende, cervo licantropo, prende uno spavento quasi da infarto e poi dopo lei si trasforma di nuovo nella W. E gli dice: hai capito adesso? E il Dante si spaventa tutto. Mi racconta così il Dante. E quindi questo è il primo racconto del Dante che mi racconta quando ha incominciato a capire chi era la W. Io gli dico: senti Dante, questa qui è meglio che non la raccontiamo in giro, perché sennò tu mi stai dicendo che questa tipa qui si riesce a trasformare. E il Dante mi dice di sì. Lì ha capito, poi ha raccontato anche la cosa a suo papà, a quello adottivo, e la cosa poi è scemata lì, perché il Dante mi ha promesso che mi racconterà altre storielle della W. Però adesso il caffè, cari amici, è finito, il macchiato è finito, il Dante non me ne vuole più offrire e io quindi non lo ascolto più. E quindi lasciamo queste storie del Dante per altre pillole del vostro Marietto. Cari amici, quindi se volete potete iscrivervi al gruppo di Hildegard, al canale di Hildegard del vostro Marietto veneziano, e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e Telegram. Grazie e alla prossima pillola sulla W. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.